Convocare in commissione attività produttiva del Consiglio regionale l'assessore dell'agricoltura e il commissario straordinario di Argea è quanto hanno chiesto il capogruppo della Lega Sardegna Dario Giagoni e il consigliere regionale Andrea Piras, che è dell'organismo consiliare e segretario. L'obiettivo, si legge una nota, è quello di dare risposta al mondo agricolo che puntualmente sollecita celerità e maggior dialogo. Chiediamo che le istituzioni competenti per materia riferiscano in Commissione quanto sinora è stato fatto per quanto concerne l'istruzione e il pagamento delle pratiche che prevedono aiuti e sostegno agli imprenditori agricoli, i quali già vivono un momento di grande incertezza legato alla delicata situazione emergenziale fatta di investimenti rischiosi e poche certezze per il futuro, scrivono Giagoni e Piras. Sin troppo spesso riceviamo segnalazioni e richieste di aiuto da parte di imprenditori agricoli che lamentano eccessive lungaggini del sistema, legate anche a una sempre maggiore adozione della modalità del lavoro agile che fatica a mettersi al passo col mondo reale. Per questo vogliamo capire la reale situazione con dati alla mano, proseguono gli esponenti leghisti. Sarà l'occasione utile anche per poter discutere dei problemi del sistema recentemente denunciati dagli operatori del settore, che mettono in evidenza una sempre meno efficiente attività del sistema informatico che auspicavamo essere più funzionale a seguito del riconoscimento di Argea Sardegna quale organismo pagatore a partire dal 16 ottobre 2020, ma anche l'occasione per riferire l'esito dell'incontro tra l'assessore e le varie associazioni di categoria.